This is an awesome feeling when È sempre Capezzano a essere protagonista per l'assegnazione delle maglie tricolori contro il tempo. Sono di scena in questa mattinata gli allievi che appunto si daranno battaglia per la maglia tricolori che andrà a contraddistinguere il più veloce in questo percorso di una decina di chilometri. Decisamente tanti coloro che hanno preso il via. Tanto che ci sono stati anche dei problemi logistici in un certo senso per permettere a tutti di poter svolgere la loro prova e di garantire anche una copertura a tutti gli atleti. Anche in questo caso non cambia il modo di gestire la competizione. I vari atleti suddivisi in più gruppi, in più tranche per permettere appunto a tutti di avere il traffico chiuso e per permettere poi anche al traffico di poter defluire. Si cerca l'ombra, come vedete da queste immagini, o quella naturale di un albero o quella un pochino più artificiale di un gazebo, perché anche questa è una giornata torrida. Quindi oltre alla difficoltà oggettiva del percorso c'è da tenere in considerazione anche la difficoltà appunto del caldo che non lascia spazio, in questo caso però è caldo per tutti. Alessandro Messieri sulla pedana di partenza della Ceretolese, una formazione dell'Emilia Romagna che fa del ciclismo giovanile sicuramente un punto di forza. Poi la volta di Lorenzo Conforti dell'Iperfinish, eccolo qua che lo vediamo anche lui sul blocco di partenza. Esperienza importante questa per gli allievi, perché qualcuno di questi probabilmente neanche ha mai affrontato una prova contro il tempo. Eccolo qua che arriva l'atleta dell'Iperfinish che conclude in 13 e 29, eccolo qua scortato dalla propria ammiraglia. Dicevamo una prova importante nel progetto di crescita di questi ragazzi, perché comunque gli dà appunto l'opportunità di misurarsi con il tempo. Magari alcuni ragazzi toscani hanno approfittato della vicinanza della competizione per provare a misurarsi con questo tipo di competizione, che obiettivamente soprattutto per queste categorie non ce ne sono tantissimi, e qui si cade sempre nello stesso discorso. Se si voglia fare una crescita degli atleti mettendoli direttamente a conoscenza di quello che sarà poi il mondo del ciclismo, oppure se si cerca di preservarne un po' la partenza. Ma Lapo Bodicevic alla partenza del team Stradella, che farà anche un bel risultato qui appunto per quanto riguarda la prova a cronometro, dando dimostrazione probabilmente di un bel colpo di pedale, perché da lì a qualche giorno, la scorsa domenica, si è laureato proprio campione toscano per quanto riguarda la categoria degli allievi. Federico Savino adesso della Coltano Grube, anche lui atleta della formazione toscana, che ha sicuramente un fisico da parte sua che lo può decisamente favorire. Conclude la prova in 13, 26 e 40. È la volta poi di Tommaso Bessega, speriamo di aver detto bene l'accento, della Bustese Olonia, che affronta anche lui la prima curva di questo circuito. Grande spiegamento di forze ovviamente anche per quanto riguarda la categoria degli allievi, ed essendo forse una delle categorie più numerose di quelle che hanno preso il via, l'impegno è stato decisamente gravoso e importante. Bello però l'entusiasmo con il quale i ragazzi si sono misurati in tutto il percorso, non si sono fatti scoraggiare dal gran caldo della giornata, e quindi a loro va il plauso e il merito di continuare ancora in questa disciplina. Vedendo questi atleti, e ovviamente sono provenienti da varie da tutte le zone d'Italia, essendo ovviamente un campionato italiano, vediamo con piacere anche atleti come Andrea Noviero del gruppo sportivo Levante, che abbiamo già visto con le nostre immagini in altre gare anche nelle categorie inferiori degli esordienti. Ci viene in mente, se non andiamo errati, la gara di Monsummano, e quindi in un certo senso ci fa piacere vedere che certe cose fatte vedere anche nelle categorie precedenti o comunque in altre gare sono poi portate avanti dagli atleti che hanno sempre la stessa passione e che continuano in questa disciplina. Altro atleta al via, eccolo qua, Lorenzo Masciarelli della
Collant che sta tagliando il traguardo e taglia appunto il traguardo in 13:21. E si torna in Toscana adesso con un altro atleta, Vincenzo Russo della Polisportiva Mille Luci. Body completamente bianco per l'atleta della formazione di Ugo Ginanni, e mentre vediamo appunto arrivare Vincenzo Russo che comunque farà un'ottima prova piazzandosi poi in sesta posizione con il tempo di 13:18, cogliamo l'occasione per ricordare che il prossimo fine settimana, sia sabato che domenica, saremo impegnati con le nostre telecamere a Chianciano Terme per rivedere anche probabilmente la maggior parte di questi atleti che stiamo vedendo con le nostre immagini. Trasmetteremo in diretta sia sulla pagina Facebook Toscana Sprint che su quella di YouTube le immagini dei campionati nazionali, sempre nazionali, questa volta però su strada, per le categorie esordienti e allievi maschili e femminili. Quindi al sabato l'altra metà del cielo, al sabato le ragazze con le esordienti alla mattina e gli allievi nel pomeriggio, la domenica gli esordienti alla mattina e gli allievi nel pomeriggio. Quindi se vi può interessare, noi saremo lì. Basterà collegarsi alla nostra pagina Facebook o a quella di YouTube per poter vedere le immagini in diretta di una competizione a livello nazionale. Si susseguono le partenze dal blocco ufficiale e si comincia sempre di più a salire nell'Olimpo, in coloro che sicuramente potranno dir la loro, come Dario Belletta della Busto Garolfo, che si piazza in prima posizione con il tempo di 13:07. Ottima la prova quindi anche per l'atleta della Busto Garolfo, e la volta adesso del Velo Club Bassano con Stefano Cavalli che cerca proprio la propria posizione migliore sulla bicicletta e prende il via proprio in questo istante la sua prova, che poi alla fine sarà un'ottima prova che chiuderà in 13:06. Ancora nessuno è sceso sotto il tempo dei 13 minuti, ma lo farà Andrea Violato. Eccolo qua, l'atleta della Monselice, pronto alla partenza, che percorrerà i 10 km nel tempo di 12:55, tempo che gli varrà l'assegnazione della maglia di campione italiano. E quindi lo ripetiamo il podio con Andrea Violato in prima posizione, secondo Stefano Cavalli del Velo Club Bassano e terzo Dario Belletta della Busto Garolfo. Complimenti quindi al campione italiano. Andiamo però a sentire le sue impressioni e non solo di questa ennesima prova tricolore che ha visto la Versilia teatro e protagonista per quelli che saranno i ciclisti del futuro. A voi le interviste realizzate sempre da Giuseppe Tomei. L'anno scorso avevi ottenuto un piazzamento nei 10, prima della partenza ho detto quest'anno è l'anno per vincere, avevi un po' di paura, però dentro di te lo sentivi. Sì, cioè, non sono partito subito con l'aria da tirarsela che hai già vinto qua e là. Avevo capito gli ultimi 50 metri che ho guardato il conto ed il tempo era già più basso rispetto al primo, cioè i cavalli. E da là ho realizzato che sì, insomma è difficile che mi battevano gli altri 4, però sono partito sempre con i piedi ben piantati a terra senza fare il sbruffone o roba del genere. La superstizione, dicevo, alla partenza, però ti ha portato bene questa volta? Sì, no, perché mi era già capitato che qualcuno mi diceva che l'avevo vinto tipo delle gare, poi le ho perse, quindi non volevo che nessuno mi dicesse niente e basta. A chi lo dedichi questa maglia tricolore? La dedico ai miei 2 allenatori che fanno di tutto per me, ci sono sempre, non mi hanno mai abbandonato e credo che mai lo faranno, e alla mia famiglia che mi ha permesso di fare questo sport. Stefano Cavalli, un secondo posto che fino all'ultimo è stato un primo. Sì, sono stato in attesa fino alla fine. Poi è arrivato Violato con un ottimo tempo e devo fargli solo i complimenti perché è andato veramente forte. E sono contentissimo lo stesso perché penso di aver fatto una buona prova e niente da dire. Dario Igor Belletta, un atleta al primo anno in categoria, per pochi centesimi non sei riuscito ad arrivare secondo, però credo veramente salire sul podio al campionato italiano a cronometro sia una gran bella soddisfazione.
Sì, è stata una grandissima giornata per me, una grandissima soddisfazione. Onestamente credo che la vittoria era troppo lontana in quanto l'atleta veneto è stato molto forte e devo fare i complimenti. Sì, certo, si poteva fare sicuramente un secondo meglio che avrebbe permesso di arrivare secondo, però sono comunque felice perché considerando il fatto che sono nel primo anno, nei primi 10, 8 ero nel 2003, quindi dal secondo anno direi che è andata molto bene. Sara Pescaglini, assessore allo sport del comune di Camaiore, comune impegnato in questa organizzazione, credo veramente un grande impegno ma anche una grande soddisfazione avere una prova tricolore qui. È stato sicuramente un azzardo, un impegno veramente importante per l'amministrazione, per tutta la cittadinanza, ma siamo riusciti a mettere insieme le sinergie con tutti, con la Misericordia, con gli agricoltori di Capezzano, insieme al Corsanico, alla disponibilità della Polizia Municipale, di IASA, di tutti i volontari sul territorio. È stata una prima prova su Capezzano veramente soddisfacente e con dei grandissimi risultati. Domani ci ripeteremo, ma soprattutto credo che per il comune sia veramente una bella soddisfazione avere tanti giovani presenti qui. Sì, è importante, soprattutto lo sport come mezzo anche turistico per alzare un po' la qualità del territorio, farci conoscere e promuovere queste iniziative proprio degli under 23, cioè dei bimbi più piccoli che fanno attività con passione e con entusiasmo. Maurizio Ciucci, consigliere nazionale della Federazione Ciclistica Italiana, presente a queste premiazioni, due bei risultati, ragazzi veramente degni di proseguire nell'attività, hanno ottenuto oggi veramente grandi risultati. Ma sicuramente una bella manifestazione, naturalmente una manifestazione così, una crono, è molto difficile anche da organizzare, crea anche molti problemi sul territorio, ma tutto è andato bene e quindi siamo contenti come federazione. Ho visto delle grandi medie, questi ragazzi stanno crescendo veramente, è una specialità che sicuramente è una di quelle specialità regine, perché veramente i corridori moderni puntano molto sulle crono, su essere scalatori, quindi corridori da giro oppure anche per essere competitivi a livello professionistico, per essere utili alla squadra è una caratteristica importante. E qui stanno crescendo veramente dei ragazzi importanti. Tutti questo numero di ragazzi allievi è allieve, cioè si sta crescendo anche come numeri, quindi vuol dire che comunque hanno capito che al professionismo si arriva anche attraverso le specialità e questa è una specialità regina.